ai nostri parlamentari che sono chiaramente in difficoltà quando succedono queste cose. E quindi la Regione, i nostri parlamentari veneti, che assieme ai nostri parlamentari a Roma lavorano per l'autonomia. L'autonomia è partita il 22 di ottobre dell'anno scorso, stiamo andando avanti con il nostro ministro Erika Stefani, stiamo andando avanti assieme con il nostro governatore Luca Zaia. Allora, questa è una squadra vincente, assieme ai nostri militanti continuiamo ad andare avanti perché vogliamo cambiare le regole del gioco. Grazie per quello che state facendo per tutti noi, aiutateci, stiamo assieme, stiamo uniti e introvati a liberarlo. Grazie. Grazie Tony, sempre molto coinciso. Allora a questo punto vorrei lasciare la parola al nostro ex segretario provinciale, ma onorevole Dimitri Coin. Ho già parlato su Lorenzo prima di quello che in pratica tanti qua dell'alleanza sempre stata, diciamo, storica del centro-destra, che continuano a non capire di questa partenza del nuovo governo. Noi traditori non penso proprio. Grazie Beppi, grazie a tutti voi che siete qua stasera, chi ha organizzato, chi organizza ogni anno e a tutto il lavoro che fate per ritrovarci tradizionalmente in questa occasione. Beppi ha introdotto il concetto del rapporto tra Lega e 5 Stelle. Apparentemente è un'alleanza che per noi può essere innaturale, però vi garantisco che l'unica cosa che abbiamo fatto assieme a Forza Italia a Roma è andata male. Nel senso, un'unica cosa noi ci siamo accordati con Forza Italia ed era quella della Commissione di Vigilanza RAI, quindi nomina del Presidente di Commissione di Vigilanza RAI un certo nome, nomina del Presidente del CDA un altro nome, la Lega ha mantenuto la parola, Forza Italia non ha mantenuto la parola. Quindi rimpianti a livello romano personalmente non ne ho. A livello locale è un'altra questione, noi con Forza Italia a livello locale abbiamo sempre lavorato bene, ho fatto il segretario provinciale per 4 anni, i risultati e la collaborazione ci sono stati e abbiamo portato a casa grandissimi risultati, 4 anni comuni vinti praticamente quasi dappertutto e quindi questo è stato fatto. È un'alleanza naturale, però è basata su un contratto di governo. Nessuno ha vinto le elezioni, nessuno ha superato il 40%, nessuno ha avuto la maggioranza dei parlamentari. Quindi per fare un governo l'unica cosa che si poteva fare era quella di mettere insieme i volenterosi su quello che è un accordo di governo. Un applauso a Vania Gava, sì assolutamente, sottosegretario all'ambiente. L'unica cosa che si poteva fare era un contratto di governo. Nel contratto di governo, oltre all'autonomia di cui vi parleranno dopo, perché noi non vediamo l'ora venga portata in aula per poterla votare, c'è anche una legge sulla legittima difesa che come Lega ce la sogniamo da 25 anni, mai siamo riusciti a metterla nero su bianco e a portarla in votazione. Poi ve ne parlerà chi mi seguirà, ma questo è un provvedimento che è stato incardinato e che verrà portato avanti a breve. Un altro provvedimento importantissimo è quello che è il decreto Salvini, quindi tutto quel pacchetto di norme sull'immigrazione. E anche questo è una serie di norme che da tantissimi anni noi speravamo di portarle avanti. In questo contratto di governo c'è anche questo. La settimana scorsa, 10 giorni fa, è stato approvato il DEF. Il DEF non è la manovra economica, ma il DEF è quella sorta di contenitore dove vengono messe le linee guida dove poi viene inserita la manovra finanziaria. L'Unione Europea dice limite del 3%, ok? Questa manovra è al 2,4%, è stata disinnescata la clausola di salvaguardia dell'IVA, cioè c'era una clausola secondo la quale se non ci fosse stato un tot di entrate scattava in automatico l'aumento dell'IVA. È stata scardinata, è stata messa a copertura con dei denari, solo questa pesa lo 0,9%, per cui questa manovra finanziaria pesa esattamente l'1,5% al netto della clausola di salvaguardia dell'IVA. Le comunicazioni che arrivano dai giornali purtroppo spesso sono viziate. È vero probabilmente che l'altra sera la manina non c'era,
però sapete quante altre volte le manine ci sono e anche in maniera pesante, bisogna sempre stare là a controllare tutto. Noi lo stiamo facendo, siamo là 5 giorni a settimana, siamo sempre in aula, portiamo avanti costantemente tutto il lavoro che voi ci avete chiesto di fare. La Lega nel suo programma di governo ha messo dentro tantissimi punti che stanno a cuore a noi e sono comunque il programma di 5 anni, non sono il programma di 4 mesi. Quindi a tutti i cittadini che leggono i giornali, che hanno le informazioni che arrivano dalla televisione, pazienza, perché si è partiti in questo modo. Sono tutte manovre che sono facoltative, perché ad esempio la flat tax è un'opportunità, l'imprenditore che beneficia del regime della flat tax sceglie la flat tax. Stessa cosa per quanto riguarda la legge Fornero, chi ha miglioramenti con la legge precedente utilizza la legge precedente, gli altri utilizzano il nuovo regime. Quindi si sta lavorando per il bene dei cittadini, per dare delle opportunità e per cercare di rimettere in circolo denaro. Con questa manovra finanziaria si sta provando a fare di tutto per rimettere denaro nelle tasche dei cittadini. Chi si lamenta delle pensioni a livello giornalistico e televisivo sono tutte persone che sicuramente la pensione quando ci andranno ce l'avranno ben pesante. Grazie e buona serata a tutti. Bravo Dimitri, sempre molto esauriente. Allora ringrazio la partecipazione anche dell'assessore regionale all'agricoltura Stefano Daniele, che lo inviterei qua. Ringrazio tutti gli altri, diciamo, i furlani presenti che qua arrivano sempre. Grazie a voi. Allora continuiamo con una persona a me grata, ma grata a tutti quanti sicuramente. Io lo chiamo il maestro, ma è giusto che intervenga e che dica sicuramente la voce della verità. Giampaolo Dopo. Più che altro sorbetto maestro, vai. Intanto buonasera a tutti e naturalmente caro Beppi, quasi sempre da farti i complimenti perché questa festa è sempre una grande festa da tantissimi anni, non c'è dubbio. Ma mi credo che come tutte le robe qualsiasi logica corre sulla gamba dell'uomo e di Adonna, aspetta che mi faccia confusione che quando non so come rispondo. Ma credo che questa sia anche un orgoglio trevisan proprio nostro, al di là di quello che diremo la regione, la provincia, il nuovo sindaco di Treviso e tantissimi altri sindaci. Credo che il nostro orgoglio sia quello che i trevisani siano stati i primi a credere in Salvini, segretario della Lega. E credo che questo non sia una cosa da poco, perché siamo sempre comunque, qua, nella marca trevigiana soprattutto, siamo sempre stati una grandissima forza politica. Ma perché? Perché che sia il cuore della gente, che sia la testa della gente, perché che sia i nostri militanti, perché che sia i nostri sostenitori e soprattutto perché che sia i nostri cittadini che ne credono. E in questo momento dove effettivamente siamo, attenzione perché è un momento molto critico per tutti, comunque che sia i matrimoni di convenienza, no? E ti vedi esattamente dopo 5-6 mesi, ma secondo cui altri dice che ha una convenienza di sposarsi con il signor Di Maio. Credo che insomma dobbiamo anche dimostrare che sia il nostro segretario più che altro. Quindi bisogna anche capire che in questo momento va bene così, altrimenti molto probabilmente non saremmo riusciti a portare avanti determinate cose. E mia attenzione, non avevo su con i Sunni, non avevo su con Forza Italia, non avevo su con la centrodestra, eccetera, ma quando che ne ha in questo momento, mai come in questo momento, è il nostro segretario Gavuo e man libere per poter fare quello che ha promesso di fare, credo che per noi altri sia un grandissimo orgoglio e anche perché abbiamo una grande squadra che soprattutto è rispettata e è riconosciuta dai nostri cittadini per la volontà, per la capacità, ma soprattutto per il nostro grande ideale. E quando che parliamo di quei vecchiotti come me,
mi pare che Totti, quello della Liguria, mi pare che è piuttosto vicino a Salvini, no? Ecco, è il nostro Fontana, il segretario Attilio, il segretario della Lombardia, è il leghista dalla vita. È il nostro Luca Zaia, è il leghista dalla vita. Ma adesso, domani altro, che si è Trento e Bolzano, Pedriga, che è leghista dalla vita, non stiamo magari dire eccetera eccetera, tocchiamo ferro, aspettiamo domenica, e adesso dire, ma scusa, ma se per dire che la Padania l'abbiamo fatta, chi vuole, chi non vuole, si renda conto che la Padania è leghista. Quindi non stiamo stare a piangere nessuno, ma adesso si cambia nome, ma adesso si fa baccara, ma adesso si mangia polpette. Ragazzi, sempre qui a Veneto Libero! La carica è da Paolo, è sempre la carica, la carica proprio. Allora, continuiamo con i nostri parlamentari, qua abbiamo due esponenti donne, prego. Sonia Fregolè, che sicuramente ne ha tanto che lei da dire. Buonasera a tutti. Colgo innanzitutto l'occasione per ringraziare tutti voi sostenitori, voi militanti, perché senza di voi non potremmo essere a Roma a cercare di fare di quello che con cui Salvini si è presentato a voi, ossia prima gli italiani, prima il Veneto, prima le nostre terre. Ecco che mi ricollego a quando ha detto prima Dimitri, dicendovi che la prossima settimana verrà incardinato in Senato il decreto sicurezza. Il decreto sicurezza è legittima difesa, scusate, il disegno di legge sulla legittima difesa, che è uno dei cavalli di battaglia con cui ci siamo presentati nella campagna elettorale di quest'anno, e lì abbiamo fatto in modo, nel disegno di legge che è stato già approvato in commissione e che arriverà in Senato per l'approvazione definitiva, il fatto che chi spara all'interno della propria casa per difendere la propria famiglia, i propri figli, non potrà essere accusato, e non potrà essere accusato di omicidio colposo. Questo, quindi ci sarà una forte depenalizzazione per chi si difende all'interno della propria casa, così come eventuali parenti di chi entra nelle nostre case dovesse malauguratamente essere ucciso non potranno chiedere alcun tipo di risarcimento alla famiglia del proprietario dell'arma. Quindi questo è assolutamente importante, e è prevista eventualmente un'indennità, così come tutte le spese che dovessero essere, che adesso sono a capo di chi spara all'interno della famiglia o comunque di chi uccide, non saranno poste a carico di un fondo dello Stato e non saranno più a carico dell'imputato. Penso siano tre aspetti importanti, perché ritrovarsi con qualcuno che minaccia la tua moglie e i tuoi figli all'interno della tua casa e poi ritrovarti anche imputato di omicidio non fa sicuramente piacere. Quindi stiamo rispettando e stiamo portando avanti uno degli impegni con cui Matteo Salvini si è presentato in campagna elettorale e con cui noi ci siamo presentati. Il fatto che la legittima difesa, cioè il fatto che chi uccide all'interno della propria abitazione una persona che è venuta per rapinare, per uccidere, per stuprare, non potrà più essere accusato di omicidio. Questo è fondamentale. Dicevo prima, stiamo lavorando anche sul decreto legge relativo alla sicurezza. Questo sicuramente vede qualche, come si diceva prima, qualche difficoltà
i nostri alleati magari non sono così attenti, cioè non sono così sensibili, ma arriva lui oscura il mondo. anche su questo stiamo lavorando, vi dicevo, e poi lascio la parola a qualcun altro, perché ad esempio i requisiti per accedere alla cittadinanza siano più restrittivi, perché le nostre strade siano più sicure, perché le nostre forze dell'ordine abbiano maggiori poteri. Quindi quello che ci siamo promessi, gli obiettivi che ci siamo dati, stiamo cercando di portarli avanti, consapevoli che stiamo all'interno di un contratto con degli alleati che per certi aspetti la pensano in modo diverso da noi, ma cerchiamo, come dice sempre Matteo, di essere corretti su quello che c'è scritto nel contratto che è stato firmato. Grazie, buona serata a tutti. Grazie Sonia. Lascio la parola adesso a lei di Pisa, ma vorrei soltanto un po' di silenzio quando la gente parla. È arrivato che Massimo, ah bravo, l'avevamo dato per disperso. Bene, allora stringiamo un po' i tempi, visto che concluderà il nostro governatore Luca Baia, se no le castagne ne si bruciano. Buonasera a tutti, intanto grazie mille per l'invito e grazie ovviamente agli organizzatori, grazie a tutti i sostenitori cittadini militanti che grazie a voi noi siamo riusciti appunto ad entrare in Parlamento e a portare la vostra voce in quei palazzi. Io sono in Commissione Giustizia e in Commissione Giustizia questa settimana si è conclusa un'altra battaglia della Lega che è che è praticamente quella proposta di legge che era stata depositata nella precedente legislatura dall'attuale sottosegretario Nicola Molteni e che cosa prevede? Prevede praticamente il divieto da parte di coloro i quali sono soggetti a quei reati per i quali è previsto l'ergastolo di poter accedere al rito abbreviato. Cosa vuol dire il rito abbreviato? Praticamente è quel rito dove dà la possibilità di avere da subito la scontistica della pena da parte di un terzo. Vediamo che comunque in Italia purtroppo ci sono veramente tantissimi omicidi, ci sono dei reati efferati dove purtroppo le donne tante volte sono vittime e questa è veramente una grandissima battaglia. Si è concluso appunto in commissione questa settimana con il voto ovviamente unanime di Lega e di 5 Stelle. Lunedì entra alla Camera in discussione, avrò l'onore per la Lega di fare appunto la discussione generale, credo che entro la settimana verrà concluso l'iter anche con l'esame di tutti gli emendamenti e quindi poi passerà la palla ovviamente in Commissione Giustizia al Senato, quindi veramente la prossima settimana per le aule sia di Camera e Senato è veramente un punto importante perché da un lato abbiamo legittima difesa, dall'altra parte appunto abbiamo il rito abbreviato con l'abolizione dell'ergastolo per quei delitti appunto efferati, quindi non più la possibilità di accedere a questo rito per quelle tipologie di reato. Quindi noi stiamo veramente lavorando tanto e stiamo lavorando per voi, stiamo lavorando per un'Italia veramente migliore e quindi sempre ovviamente prima gli italiani. Grazie. Brava Ingrid, veramente un gran discorso. Allora adesso passo la parola alla sottosegretaria all'ambiente, se posso, visto che ex vice sindaco del nostro comune confinante Sagile e adesso sottosegretaria all'ambiente. Maria Gava. Grazie e buonasera a tutti voi, ma soprattutto ben ritrovati, perché non è la prima volta, mi avete già visto qua e vi ho visto ancora altre volte. Per me è un appuntamento storico, io appena fissa la data, tipo a luglio, quando fissa la data io me la segno in agenda perché a questa serata
politiche. E quindi hanno detto tantissimo i miei colleghi, hanno già parlato del lavoro che stiamo facendo a Roma, del lavoro a livello parlamentare, a livello governativo, un lavoro importante perché noi siamo seri, siamo stati eletti per andare lì, per lavorare per il nostro territorio, e nel territorio non manchiamo mai, perché è una cosa fondamentale mantenere comunque i rapporti qua per capire i problemi, perché se poi non li capisci non li puoi risolvere. Stiamo facendo davvero tanto, siamo delle persone serie che lavorano e che vogliono portare avanti il programma che è stato condiviso in campagna elettorale con gli elettori, e anche il contratto di governo che è stato, per così dire, scandito appunto con una forza politica che per noi è una novità. È una novità, ma come lo rispettiamo noi, devono essere anche gli altri a rispettarlo, perché noi abbiamo scritto delle cose, noi quello che abbiamo scritto lo vogliamo mantenere. Per la prima volta abbiamo una legge che è scritta da chi è stato eletto e non indicata da Bruxelles, e questa, signori miei, è una cosa che noi vogliamo portare avanti, è una cosa importantissima e che vorremmo portare fino alla fine. E quindi io non voglio portare via spazio. Chi è che deve parlare? Ah no, però insomma ho visto che è arrivato il dojo, ho visto che ci sono ancora tantissime persone, non vorrei davvero portare via spazio, però due cose le volevo dire: che questa manovra è stata scritta da questo governo eletto e quindi per questo vogliamo portarla avanti. Soprattutto è stata portata avanti una flat tax che partirà, come vi hanno già detto prima, che è stata scritta per le nostre imprese, quelle che sono nei territori. E davvero quindi vogliamo rimanere a mantenere il contatto con questi territori, e quindi grazie a queste serate, grazie a Beppe Fantuzzo. Grazie a lei Vania di essere partecipato. Adesso è arrivato in credit il nostro senatore Massimo Callura. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Scusate il ritardo, non è dipeso dalla mia volontà, però volevo esserci perché per rispetto al lavoro dei militanti di Gaiarine e a Giuseppe Fantuz non si può mancare la castagnata di Gaiarine se si è della Lega, e quindi per amore dei militanti si deve essere qui. Io sono in Commissione Giustizia al Senato, omologo della collega Ingrid Pisa alla Camera dei Deputati, ed è stata una settimana importante anche per noi. Abbiamo finito di discutere in Commissione gli emendamenti 70 al progetto di legge sulla riforma della legittima difesa, che va in Senato martedì in aula. Esattamente come da loro, finita la discussione in Senato, a cui prenderemo parte tutti noi commissari della Commissione Giustizia del Senato, tutti e quattro. Ricordo che il Presidente della Commissione, Andrea Ostellari di Padova, è il relatore del provvedimento, e questa volta, a differenza del 2006, non cambiamo solo l'articolo sulla legittima difesa, ma tocchiamo anche altri articoli del codice penale e del codice civile, introducendo novità tipo quella che se ti viene riconosciuta la legittima difesa e sei stato processato, lo Stato ti paga non solo le spese processuali ma anche quelle dell'avvocato. Modifichiamo un altro il codice civile affinché chi è entrato in casa tua e c'è rimasto, ci ha lasciato lo zampino, diciamo così, non possa vedersi riconosciuti i danni. E questo è esteso anche ai suoi familiari, per non avere il paradosso di una persona vittima di un reato a casa propria, aggredito, si è difeso e poi deve pagare i danni ai familiari dell'aggressore, cosa che è storia già successa. Il lavoro è entusiasmante ed è difficile. Sui giornali, in televisione leggete dei dissidi fra 5 Stelle e Lega. Ragazzi, siamo alleati e abbiamo firmato un contratto di scopo, per arrivare a determinati risultati. Non siamo lo stesso, le nostre storie sono diverse, ma l'obiettivo è molto grande, molto importante. Quando leggete che la Commissione europea ci tira le orecchie, la Commissione, ricordatelo, è un organo politico. Se il 26 maggio, come tutti speriamo, alle elezioni europee cambiano gli equilibri, cambia anche la Commissione. E di conseguenza l'obiettivo è molto più alto di un singolo punto di un contratto di governo o di un singolo litigio, singola discussione. L'obiettivo è cambiare il futuro del Paese. E il futuro del Paese, purtroppo o per fortuna, passa dall'Europa, che ha il potere di delegittimare un governo
attraverso dei giochini di speculazione finanziaria, facendo vendere alle banche tedesche e francesi, tanto per intendersi, i titoli di Stato del nostro paese. Quindi a seconda di quanti ne vendono, in quanto tempo, ecco che lo spread sale o scende. Questo non è un giudizio sulla salute della nostra economia, questo è semplicemente un metodo di fare pressione tanto quanto mandarti i carri armati al confine. Niente di diverso, solo che i tempi sono cambiati, i carri armati fanno un brutto vedere, c'è Amnesty International, c'è Greenpeace, oggi si usano gli strumenti finanziari, grazie anche all'irresponsabilità dei governi degli anni 90, prevalentemente di sinistra, voglio ricordarlo, che dicevano che la globalizzazione era bella, l'anarchia dei mercati è bella, il fatto che chi ha tanti soldi, e non mi riferisco a un imprenditore ricco, ma mi riferisco a speculatori alla Soros, tanti soldi da poter influenzare l'economia di un paese, ecco che bello, la libertà dei capitali. La libertà dei capitali, signori, non è la libertà di impresa, non è il fatto di poter mettere su un gasolin e innalzare il reddito della propria famiglia col proprio lavoro. Quello che hanno inteso loro negli anni 90 è uccidere la politica scatenando la dittatura dell'economia peggiore, ripeto, non l'economia del lavoratore, non l'economia dell'imprenditore, l'economia dello speculatore. E tutti parlano di Soros, non c'è solo lui, ci sono le banche centrali privatizzate, c'è la Banca Centrale Europea privatizzata da parte dei soci segretati. Sappiamo che la Banca Centrale Europea è in mano a banche francesi e tedesche e a chissà chi altro, ed ecco fatto la situazione economica del nostro paese come si viene a creare. Questo governo non è d'accordo, è la politica che guida l'economia e non viceversa. È la politica al centro, la persona, il cittadino, non uno strumento finanziario o un parametro, chiamatelo spread, chiamatelo BTP, chiamate come volete. La persona è al centro e prima gli italiani, diceva lei Ingrid. Ribadisco, prima gli italiani, prima le persone, prima gli italiani. Non mi dilungo oltre, forse ho parlato anche troppo, ma vi ringrazio. E grazie per tutti. Adesso, portate loro un po' di pazienza, ma adesso saremo almeno abbastanza veloci, perché dopo concluderà il nostro governatore. Lascio la parola adesso alla nostra veterana Maglia Castagnata, Mara Bitotto, europarlamentare. Ciao a tutti. L'anno prossimo bisogna tesoro che Camparò, perché qua siamo sempre di più. E questo è una soddisfazione, credo, per tutti. Per Treviso perché sono aumentati i parlamentari, perché c'è Mario Conte rispetto all'anno scorso, ma credo anche per tutti voi. Ci sono tre motivi perché io non manco alla Castagnata. Uno, perché ci siete voi, e quindi l'occasione per ringraziarvi per quello che avete fatto il 22 ottobre, per quello che avete fatto il 4 marzo, per quello che farete nei prossimi mesi soprattutto. Secondo, perché porta fortuna. Io torno perché so, insomma, che mi aiuterà a tornare anche l'anno prossimo, quindi Ma soprattutto il terzo motivo è perché lunedì io sarò a Strasburgo e ho bisogno di vedere facce amiche stasera, perché c'è da combatterla, quindi dopo abbracciatemi, trasmettetevi affetto e coraggio, perché a Strasburgo, a Bruxelles dobbiamo lottare e noi non molleremo. Poi, entro lunedì a mezzogiorno, perentorio, bisogna rispondere alla lettera di Bruxelles. Alla lettera di Bruxelles risponderemo con cortesia, ma ricorderemo anche che il 4 marzo si è votato in Italia e l'Italia ha deciso di cambiare strada. C'è un Parlamento, c'è un governo e deciderà lui che bilancio fare, che regoli darsi e non accetterà ordini da Bruxelles. E dov'era Bruxelles quando c'era il governo Letta, quando c'era il governo Renzi, quando c'era il governo Gentiloni? Dov'era? Monti? Dov'era? Perché non ha detto niente? Eppure nel 2011 il debito pubblico era di 1.900 miliardi, oggi è di 2.400 miliardi. Dove era Bruxelles? Adesso si è incazzata, si è arrabbiata. Ma sapete perché? Perché i governi precedenti avevano un po' di flessibilità economica. Avevano flessibilità economica perché i governi italiani
accettavano centinaia di migliaia di immigrati. Adesso l'Italia e Salvini hanno detto no, no e no ancora. Lo devono capire, lo faremo capire. Noi abbiamo fiducia di Salvini. C'è un po' di nervosismo a Roma, ma so che Salvini saprà trovare la soluzione, perché bisogna andare avanti e bisogna arrivare al 26 maggio, perché è già stato detto, il 26 maggio si voteranno in tanti comuni, ma soprattutto si voterà per le elezioni europee, per il Parlamento europeo. E lì, se saremo in tanti come Lega e in tanti saranno gli altri partiti critici contro questa Europa, allora sarà tutta un'altra storia. Questo per dirvi che il 26 maggio dovete tenervi liberi e prima dovete darci una mano a lottare in ogni comune per cambiare questo paese. Cambiamo l'Europa per cambiare l'Italia. Grazie! Adesso iniziamo velocemente il passaggio dei nostri regionali. Roberto Marcato in primis, mi spiace che non è rimasto amico di Franghi, Roberto Marcato. Grazie, buonasera a tutti. Io adesso non voglio rovinare le castagne, per carità, però io ho letto oggi una notizia che mi ha fatto girare i coglioni. Scusate il francesismo. Allora, Fabio Fazio ha deciso di invitare alla sua trasmissione che tempo che fa il sindaco di Riace. Sindaco di Riace, che voi conoscete tutti, vittima in questo periodo della cattiveria di questo paese. Allora io lì mi ha fatto girare le balle, perché a parte il fatto che inviti uno che ha qualche problemino ne parla, no, ecco. Ma soprattutto perché inviti una faccia dell'accoglienza, che tra l'altro, apro più la parentesi, non so se l'avete visto, lui aveva fatto tutta una serie di progetti per creare lavoro per questi extracomunitari, migranti che arrivavano in Italia. Finio i contributi che arrivavano dallo Stato, spariva anche il lavoro, tanto per dirvi come chi crea il lavoro a Riace. Ma la cosa che mi fa arrabbiare è che io avrei voluto invece che Fabio Fazio invitasse sì il sindaco di Riace, ma invitasse anche la signora di Campo San Piero, che è un comune di Padova, che ieri sera è stata picchiata a sangue da un luamaro marocchino che voleva entrare a casa sua per rubare. Allora, a me va benissimo, siccome però il canone lo pago io come lo pagate tutti voi e la RAI è un servizio pubblico, tu inviti Riace, ma inviti anche la signora, perché l'accoglienza non è solo quella bella con i murales colorati, con le collanine colorate, con i balletti in piazza, con le partite di calcio fra nazionali diverse. L'accoglienza purtroppo, e noi lo sappiamo, è anche la signora massacrata dall'extracomunitario di turno. Allora, visto che il canone lo paghiamo tutti, lo dico ai parlamentari che siamo qua, o questi capisce che l'aria si è cambiata, oppure mandiamo a casa anche a loro e magari mandiamo a Riace a lavorare quelle collanine, quelle finte, come ne fa il sindaco di Riace. Dopodiché, guarda, mi taccio. L'Italia è bellissima, prima gli italiani, va benissimo, va tutto bene, però ragazzi, che mi fa battere il cuore, non c'è il tricolore, ma c'è la bandiera rossa là. Grazie. Ciao Roberto, ciao. Tanto volevo salutare che i sindaci che vanno avanti, che prima erano nominati, Fontanelle, Codognier, Roberto, Codega, se non vado errato, giusto? Inviterei Stefano Dani a venire qua che come assessore agricoltura del Friuli e fanno insieme a Giuseppe Pan, assessore agricoltura del Veneto. Buonasera a tutti, ho qui anche Stefano Daniele, mio collega del Friuli Venezia Giulia, perché so che qua tanti di voi qui sono agricoltori, sono imprenditori agricoli qui presenti, quindi vi porto i miei saluti personali e penso che qui siamo alla fine della stagione agricola e possiamo fare anche un po' il punto della situazione, ma lo sarò brevissimo. Noi Friuli Venezia Giulia
Veneto, Lombardia e Liguria sono tutti assessori in Lega, quelli dell'agricoltura, quindi come diceva il buon Bobo, la Padania agricola c'è e stiamo aspettando il Trentino che arrivi, quindi questo per dirvi che noi che siamo la prima agricoltura d'Italia, noi Venti che siamo la prima agricoltura in tante filiere come quella vitivinicola, siamo secondi e terzi per zootecnia al latte, quarti per ortofrutta, abbiamo comunque messo insieme anche alle altre regioni in corsa tanti progetti. Noi siamo i primi per spesa nel piano di sviluppo rurale, proprio in questi giorni 27.000 domande pagate in 45 giorni, 1 miliardo già messo a disposizione per gli agricoltori del nostro Veneto. Noi stiamo lavorando insieme anche con Friuli Giulia, stiamo lavorando perché il nostro sistema è un sistema che potrebbe essere utile anche al collega del Friuli Giulia, stiamo lavorando insieme con una bella progettazione insieme perché penso che comunque la nostra agricoltura sia la stessa agricoltura, noi siamo sulla stessa linea. C'è un pericolo che vi dico, è un pericolo visto che sono qui i parlamentari, ci sono qui anche la Mara Vittorio dell'Europa che lo sa benissimo, che è la futura PAC, che è la futura programmazione europea che probabilmente ci darà qualche bastonata se non saremo attenti a portare a casa sia le stesse risorse sia le stesse regole che hanno fatto sì che l'agricoltura veneta sia un'agricoltura di eccellenza. Il pericolo è che le misure non abbiano i finanziamenti che hanno avuto fino adesso e che soprattutto ci sia un piano nazionale che controlli tutte le misure a Roma. Noi che siamo un'agricoltura e siamo per l'autonomia territoriale, dico ai nostri parlamentari, lo sanno benissimo, sia Dimitri nella Commissione Agricoltura, non so se c'è, ma abbiamo già parlato con Vallardi, è lo stesso, che questo è il pericolo, che anche il ministro Centinaio e anche il sottosegretario Manzato sanno benissimo che dobbiamo mantenere la nostra agricoltura dei territori. Le decisioni devono essere mantenute qui, non a Roma e non a Bruxelles. Grazie, lascio la parola all'amico Stefano, un saluto, voi sapete, cari amici agricoltori, che noi siamo sempre dalla vostra parte. Grazie mille Giuseppe. Allora, giusto per essere veloci e dare un segnale positivo. Primo, dopo 5 anni di disastro che ci hanno lasciato in regione Friuli Venezia Giulia,